un po' due parole veloci per introdurre, ma soprattutto per dire come questa idea del statuto piemontese. Niente di umanità, il piemontese dovrà parlare poesia, dovrà parlare letteratura, ne dovrà normalmente parlare, ma normalmente ne dovrà parlare la linguaggio giuridica. Sappiamo che la lingua sia ufficializzata, cioè che se utilizzata come se utilizzo le lingue ufficiali, diventa che sia possibile dovrela a livello giuridico. Allora questa è un po' una sfida. La Duma si riuscirà a dovrare la lingua in maniera da rendere in statuto la lingua piemontese. E insomma riuscire e la darsi delle soddisfazioni. Dobbiamo pensare soprattutto a una cosa. In Catalogna, tante buietti sarebbero state in Catalogna, quando arrivò Francisco Franco nel 1975, era quasi finito a parlare il catalano, era una lingua che destinata a scomparire in poco tempo, e sono riusciti a recuperarla e ora è un bilinguismo quasi perfetto. Se andate in Catalogna vedete tutte le scritte fatte eccetera, e anche i documenti sono fatti in catalano e in spagnolo. Allora insomma disse, ma perché non li prende il capitano di Serpioni? Perché non mai arrivare con niente a avere il bilinguismo perfetto? Sarebbe una cosa favolosa. E allora Takuma a tradurre le statute e poi poche volte a tradurre anche dei documenti. Tatualesimo. Il comune di Caraglio è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dal presente Statuto. La Comune di Caraglio è istituzione locale autonoma nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, della Regione e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali o regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Articolo 3. Finalità. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana. La Comune orienta la sua azione al principio di solidarietà, operando per attua ai diritti dei cittadini, per superare gli squilibri economici, sociali, civili e culturali e per la piena realizzazione dei principi di uguaglianza e di stessa dignità sociale dei cittadini e fra uomo e fauna e per il completo sviluppo della persona umana. Articolo 3, comma 4. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, sia nazionali sia estere, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio. La Comune, per ottenere il sussidio, incoraggia ancora rapporti di collaborazione e scambi con le altre comunità locali, sia nazionali che forestiere, entro i limiti e nel rispetto di accordi internazionali. Questi rapporti però esprimersi attraverso la forma del gemellaggio. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua e delle tradizioni locali, delle risorse naturali e ambientali. La Comune orienta la sua attività alla tutela dei valori storici, della cultura, della lingua, delle tradizioni del posto, delle risorse naturali e ambientali. Articolo 5. Sede e Albo Pretorio. La sede del Comune è sita in piazza Giovanni Giolitti. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. La sede della Comune è in piazza Giovanni Giolitti. La sede però si manierà con deliberazione del Consiglio Comunale. Articolo 5,4. All'esterno del Palazzo Comunale sono esposte permanentemente le bandiere dell'Europa, dell'Italia e della Regione Piemonte. Fuori dal Palazzo Comunale sono sempre esposti i rapporti d'Europa, d'Italia e della Regione Piemonte. Consiglio Comunale, articolo 11. Funzione del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne esercita il controllo.
Conseil communal, articolo 11, funzione del Conseil communal. Il Conseil communal, rappresentante tutta la comunità, stabilisce gli indirizzi politico-amministrativi del comune e ne esercita il controllo. Articolo 15, sessioni del Consiglio. Ecco, qui arriviamo al punto clou dello Statuto, quello che ha permesso di fare tutto ciò, cioè il fatto che è prevista la possibilità di utilizzare la parlata locale. Articolo 15, sessioni del Consiglio. Comma 1, il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Articolo 15, sessioni del Conseil. Il Conseil si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie. Comma 2, le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge. Comma 2, le sessioni ordinarie si fanno in termini previsti dalla legge. Comma 4, nelle sedute del Consiglio i consiglieri potranno indifferentemente esprimersi in italiano o nella parlata locale. Articolo 4, nelle sedute del Consiglio potranno indifferentemente esprimersi in italiano o nella parlata locale. Esperiamo. Articolo 20, il sindaco e le sue attribuzioni. Il sindaco è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. Articolo 20, il sindaco e le sue attribuzioni. Come il sindaco è il capo del governo locale e in questa qualità esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture esecutive. La competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività di assessore e delle strutture esecutive. Comma 3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le sue cause di cessazione dalla carica. Comma 3. La legge disciplina le regole per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità agli uffici sindaci, il suo status e le cause di cessazione della carica. Resumane tutti i commi perché altrimenti il sindaco si sveglia. Allora passiamo all'ultimo articolo, che è l'articolo 30, partecipazioni dei cittadini. L'ultimo articolo che resumo perché ne è 63. Comma 1, il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità, anche su base di quartiere e frazione. Considera tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività. Articolo 30, partecipazione dei cittadini. Come 1, la Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica a tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità, su base di trium e frazioni. A tal proposito, considera con favore la costituzione di un'unica associazione volta a concorrere in maniera democratica alle attività dette prima. Comma 2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione e attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati. Comma 2. All'esercizio delle sue funzioni e la formazione e attuazione dei suoi programmi gestionali, la Comune assicura la partecipazione di cittadini singoli e associati. Comma 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutte le organizzazioni, purché aperte, trasparenti e con un ordinamento interno a base democratica, il cui atto costitutivo e relativo statuto siano stati comunicati all'amministrazione. Comma 4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia, l'uguaglianza e trattamento di tutte le organizzazioni. Basta manca sia diverte, trasparente e con un ordinamento interno a base democratica e che l'atto costitutivo e il relativo statuto siano stati comunicati all'amministrazione.